Fischi urla richieste di dimissioni, tensione in Consiglio Comunale a Venezia il giorno dopo l'inchiesta della Procura che ha indagato il sindaco Luigi Brugnaro e portato in carcere l'assessore Renato Boraso. Il primo cittadino, dopo una riunione di maggioranza in mattinata, ha deciso di andare avanti e non si è presentato nel pomeriggio all'assemblea, affidando alla presidente Ermelinda Damiano la lettura di una lettera. Sarò io stesso a chiedere di inserire all'ordine del giorno la questione in uno dei prossimi consigli comunali per riferire a voi consiglieri e a tutta la città non tanto sulle questioni giudiziarie che a questo punto saranno affrontate nella sede loro propria, quanto sulle questioni di natura politica e amministrativa collegate e inerenti all'indagine stessa. Non oggi, perché non ho alcuna intenzione di trasformare l'Aula in un campo di battaglia, senza voler analizzare. Le opposizioni incalzano, troppo grave quanto accaduto, così Gianfranco Bettin, capogruppo Verdi Progressisti. Noi non chiediamo la condanna di nessuno, chiediamo un chiarimento politico. Siccome il chiarimento politico non avviene, a noi sembra che questo sia un elemento in più per chiedere un azzeramento politico, e cioè che la città non abbia la necessità di andare avanti anni con l'apice della propria amministrazione che tratta questioni, investimenti, che si presenta al mondo con il vertice indagato per corruzione. Questa cosa non è sopportabile, lo capite che non è sopportabile. L'unica soluzione è l'azzeramento, le dimissioni dell'amministrazione, il ritorno alle urne e il cambio della parola. Dopo una sospensione il Consiglio decide di proseguire con i punti all'ordine del giorno come se nulla fosse successo, tra fischi, urla e polemiche. Qui c'è un problema anche di regolarità del Consiglio. Avete votato delibere senza che sapessimo cosa stava dicendo la Presidente del Consiglio. A questo punto qua, quelle votazioni che senso hanno? Che regolarità? Questa cosa di voler andare avanti come il pianista sul Titanic è una sfida alla città e rischia anche il ridicolo. Questa cosa